La seconda e la settima di scena oggi allo stadio Mario Battaglini per la prima giornata di ritorno del campionato d'eccellenza Bersaglieri contro Diavoli, rossoblu rossoneri. Amici ovali, benvenuti a Femici Z Rugby Rovigo Delta con Reggio Emilia. Ciao Antonio. Buongiorno, buon pomeriggio. Tra drive, vediamo. È la presa di Ruffolo, si forma il drive rossoblu, inizia la spinta dei Rodigini. Interessante, a brivio. Iniziano a guadagnare metri molto importanti. Jacques Monberg, Redolfini, Bergonzini, Devodier e Dupress mancano in seconda. Lui è Denis Majstorovic, però Rovigo ancora con l'ovale. Guido Barion sull'out di sinistra con un sostegno interno di Francesco Modena. Dentro i 22 Rovigo, Mantelli per PJ. Pallone a disposizione, vantaggio Rovigo. Nel frattempo si ritornerà sul punto precedente. C'era un fuorigioco per l'estremo Rodigino, che cerca un abbrivio interessante. C'è un vantaggio, sì, ma iniziano anche però a guadagnare tanti metri e c'è la meta. Rovigo che deve un po' alzare il ritmo perché si è fatto un po' imbrigliare da Reggio Emilia, che zitto zitto. Adesso non possiamo pretendere anche il calcio da Mannato, forza. Sì, ma l'aveva pensato giusto. Chillon si incune al sostegno di Arrigo, Bobo Arrigo. Attenzione al sostegno anche di Denis Majstorovic. 2 contro 1, bravo Bobo. Bravissimo. Denis Majstorovic, la meta al 29esimo. Quello che doveva essere stato fatto. Un po' troppo sostenuta, insomma, nei confronti dell'arbitro. Basson la mette. 17-7, Reggio che giocherà in... questi due in sostegno, quindi ha dovuto forzatamente tenersela. Ancora Mantelli aveva cercato di bruciare in velocità Celona. 3 contro 2, 2 contro 1. E adesso accelera Bobo. Sempre solido Farolini. Ci prova anche Capitan Ruffolo, pallone a disposizione. Cicchinelli, pick and go, vediamo l'arbitro cosa dice. Ha fatto le cose semplici, ha spostato il pallone. 3 contro 2, meta, Plessano dice meta. Specialmente nelle rimesse laterali, oltre che nella segnatura. Stefan Basson, piede educato di Stefan, insomma di Variella, un po' di gente. Rovigo avanza col proprio drive alla ricerca della quarta meta, potrebbe essere una buona occasione per il team rossoblu. Sta andando, è andato. Meta Rovigo, quarta meta, Andrea De Marchi. Soprattutto una forbice molto ampia per Rovigo. Si struttura il drive, è buona la difesa rossoblu in questo momento, sta mettendo pressione, però c'è ancora il pack reggiano, cerca di organizzarsi, c'è un vantaggio. Pallone in mano a Dell'Acqua. Sono andati tutti i giocatori di Reggio, Avanzano. Eccola lì. C'è la meta, pronto Bordonaro, parte Gennari, il suo mancino, ottima trasformazione in mezzo ai pali. Ben fermato, il primo stop, attacca Chillon, pallone intercettato volontariamente. Sì, ci sta. Da Casenav. Perché era un'azione da meta, c'era un 3 contro 1 perché Chillon è andato a attaccare. Il calcio andrà Alberto Chillon che va a segnare 2 punti, pallone a disposizione. Giocano fuori per Denis Majstorovic, Guido Barion, troppo veloce, c'è un più largo con Peter Pavanello che prova a puntare Farolini, riesce a stare in piedi, bravo Peter. Alberto Chillon si appresta alla conversione che resta ampia sulla destra rispetto all'H. Cambi nei tre quarti perché sacrificare Manghi, che fino adesso ha fatto un'ottima prestazione in prima linea, spostandolo lì all'ala deve essere cioè da risolvere qualche problema di giocatori. Denis Majstorovic converge, muove le gambe, muove il sostegno di Bobo Arrigo, velocissimo, e anche di Guido Barion. Bobo Arrigo, questo non lo prendi più. Bobo Arrigo in mezzo ai pali, grande meta in Rovigo. Tac, mette il piede sull'acceleratore, va dritto in mezzo ai pali, quindi proprio... Palla vagante, Barion in qualche maniera, giallo per Barion. Giallo al 36esimo per Barion, che a questo punto scende dai gradini nel man of the match e sale a Rigo. Meta tecnica. Meritato, dai, l'avevamo visto giusto. Reggio alla ricerca della quarta meta, la meta del bonus con il pack in avanzamento, sembra essere buona e c'è la meta del Reggio. Cartellino giallo
e come dicevi tu, obiettivo raggiunto, 4 mete per Reggio Emilia che torna a casa comunque con un punto in classifica molto importante, anche